Sardegna in Maremma, lo spettacolo folcloristico presentato recentemente in alcune città del Grossettano, è l'omaggio dei sardi emigrati in Toscana verso una terra ospitale e generosa, dove da tanti anni arrivano dall'isola centinaia di disoccupati in cerca di un lavoro. Più che una manifestazione culturale inserita ormai tradizionalmente nel calendario degli spettacoli estivi di Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia, è un messaggio di affetto e di amicizia che la comunità sarda trasmette ai concittadini ospiti attraverso le danze, i canti, i costumi dei propri paesi d'origine. Alla rassegna di quest'anno, giunta ormai alla sua quinta edizione, ha partecipato il presidente della regione sarda Mario Melis, accolto con affetto dai conterranei e dalle amministrazioni comunali maremmane. È la prova che anche comunità ormai perfettamente inserite come quella stabilitasi in Maremma non hanno mai rinunciato alla propria identità di sardi e anzi conservano con orgoglio il ricordo delle tradizioni più antiche e autentiche della sardità. Integrarsi e convivere non significa infatti confluire passivamente nel tessuto sociale ospite, accettandone acriticamente usi e costumi, ma significa confronto, arricchimento, scambio. È con questo obiettivo che si è costituito a Castiglione della Pescaia l'associazione Amici dei Sardi, un organismo che intende fare cultura, promuovendo la conoscenza dell'etnia di una piccola comunità inserita da varie generazioni e a pieno titolo nella società toscana. Evidentemente i sardi stanno perdendo quel senso di inferiorità che aveva determinato la convinzione di appartenere ad una civiltà marginale e subalterna, sostengono alcuni dei promotori dell'associazione. Il largo interesse suscitato dalla manifestazione ha infatti convinto gli amministratori comunali di Grosseto e Castiglione della Pescaia a sostenere l'iniziativa, che costituisce una piacevole tradizione per la Maremma. Non a caso esistono diverse affinità con la terra sarda, entrambe difficili ed aspre, e dove le due popolazioni, sarda e toscana, hanno dovuto temprare il proprio carattere, forgiato dalle controversie e le difficoltà tipiche delle aree cronicamente depresse. Solo in Maremma i sardi sono più di 2000, si dedicano prevalentemente alla pastorizia, un'attività per lo più snobbata dai lavoratori toscani, attratti da possibilità occupative forse più nobili e certamente meno faticose. L'abbandono delle campagne da parte delle popolazioni locali ha favorito l'insediamento dei sardi che hanno introdotto tecniche di allevamento del bestiame e di lavorazione dei prodotti della pastorizia tipicamente sarde, apprese nei paesi d'origine. Oggi quegli spazi, tenacemente occupati, appartengono di diritto alla comunità sarda, moltiplicatasi nel corso degli anni e apprezzata da tutti per la laboriosità e la qualità dei loro prodotti. Si tratta di una fiducia solida, mai incrinata, neppure dopo alcuni recenti fatti di criminalità dove erano rimasti coinvolti alcuni giovani di origine sarda. La manifestazione Sardegna a Maremma sigla ogni anno l'incontro tra due realtà che hanno saputo instaurare un rapporto costruttivo e proficuo. Questo interscambio è tipico delle nostre comunità emigrate. Ovunque i nostri conterranei, ha sottolineato il presidente della regione sarda Mario Melis, hanno saputo confrontarsi con realtà sociali diverse, eterogenee, senza per questo perdere l'identità di sardi e il proprio bagaglio culturale. Alle manifestazioni di Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia erano presenti gruppi di Ittiri e di Tiesi, ma non è mancato anche un risvolto più marcatamente culturale. In occasione del cinquantenario della morte di Grazia Deledda, l'associazione Amici dei Sardi ha infatti dedicato un premio, rivolto agli studenti delle scuole grossettane, per mettere in evidenza le affinità storico-culturali tra la Maremma e la Sardegna. Un cocktail vincente quindi di tradizione e folklore, largamente apprezzato dalle comunità sarde pervenute da tutta la Maremma. Il messaggio di amicizia è stato recepito, diventando uno stimolo per andare avanti su questa strada.